chi è venuto naturalmente, perché è sempre un tema che può sembrare distante dalla vita di tutti i giorni, invece secondo me il tema dello statuto è oggi quello che riguarda la nostra vita più da vicino, molto più di tante altre cose che riteniamo più vicine, ma anche ai relatori. Non capita sempre, ho seguito le relazioni con grandissima attenzione, una più interessante dell'altra, e a parte l'esordio interessante della nostra ospite, abbiamo visto il passato che ha portato a questo statuto, il presente che è quello che è. Io vorrei parlarvi del futuro, se ci riesco, cioè vorrei guardare un attimo a che cosa ne sarà di questo statuto nei mesi e negli anni prossimi, perché sul presente dobbiamo fare subito una constatazione. Noi parliamo di una conquista importantissima che però non è mai stata vissuta. Diceva l'amico Salvo Sanara, la parte finanziaria dello statuto non è stata attuata. Io direi che tranne la parte che riguarda gli orpelli dello statuto, cioè il fatto che i consiglieri regionali si chiamano deputati o la giunta regionale di governo, il fatto che il bollettino ufficiale si chiama Gazzetta Ufficiale, a parte questi, li chiamo orpelli non per disprezzare le nostre istituzioni, perché se dietro quelle istituzioni c'è un vero e proprio Stato regionale confederato, anche questi nomi hanno una loro importanza, ma se questi nomi sono il vuoto involucro, dietro il quale non si nasconde nessuna sostanza, allora non ha più senso che queste cose vengano chiamate in questo nome, ma tutto il resto della sostanza dello statuto è stata sostanzialmente sconfessata, tradita, devo dire in parte applicata nei primissimi decenni. Abbiamo sentito una buona legge fatta nell'80, qualcosa c'è stato anche prima, ma sicuramente negli ultimi 15, 20, 25 anni il nostro statuto è sempre più calpestato, al punto che potremmo dire che oggi noi siamo una regione autonomia differenziata al contrario, nel senso che noi abbiamo meno autonomia e meno risorse rispetto alle regioni a statuto ordinario. Potrei dilungarmi sugli aspetti finanziari. Noi oggi siamo oggetto su tutti i giornali e su tutte le TV italiane di un continuo linciaggio. Noi siamo la palla al piede del paese, secondo questa narrativa. Io ho sempre cercato, portando numeri, sono un cultore, in realtà io nasco come professore di ragioneria, vorrei portare dei numeri presi dai conti pubblici territoriali per dimostrare che è la Sicilia che mantiene l'Italia. Nessun conduttore di TV nazionale mi darà mai ospitalità a queste idee, perché queste idee sarebbero dirompenti. Sapere che oggi i siciliani su 80 miliardi di PIL si svenano di 10 miliardi l'anno per potersi fregiare del diritto di essere italiani è uno scandalo che nelle TV nazionali non sentirete mai. Ma io non vi parlerò di finanza perché rischierei di annoiarvi. Io vorrei parlarvi del futuro e del presente e futuro riguardo alla riforma costituzionale in atto, perché il Parlamento della Repubblica ha approvato una riforma e noi ci dobbiamo chiedere, prima di dire perché questo statuto non è stato attuato, che tra l'altro è pericoloso dire che non è stato attuato, perché molto spesso il siciliano di fronte a questa affermazione ci dice: ma se non è stato attuato in 70 anni un motivo ci sarà, vuol dire che non si può attuare. E in realtà l'interesse sul perché non è stato attuato in questi 70 anni ce lo dobbiamo chiedere non soltanto in chiave storica, ma in chiave prospettica. Dov'è che si è inceppato il meccanismo? Io ho un'idea e questo richiama ad una responsabilità piccola grande dei siciliani stessi. L'hanno fatto per ignoranza, per bisogno, perché la classe dirigente non li ha guidati, però infatti non voglio parlare di responsabilità in senso soggettivo, ma oggettivamente una responsabilità ce l'hanno. Dopo aver conquistato, direi senza retorica, con il sangue questa autonomia speciale, hanno scelto democraticamente di affidarne la gestione ai partiti italiani. Affidare la gestione di un'autonomia speciale a dei soggetti politici che hanno la loro centrale a Roma è il più grande non senso, che infatti non appare in Europa. Sì. Se andate in Catalogna, nel Paese Basco, in Scozia, in Galles, persino in Sardegna, non dico che sono tutti autonomisti e separatisti, ma dappertutto trovate un partito autonomista significativo. Dove questo non è accaduto è solo in Sicilia, e guarda caso in Sicilia i diritti sono stati calpestati. Perché? Perché è chiaro, ci sono stati anche politici dotati di buona volontà, Mattarella, quello grande, quello di prima, che ha fatto delle cose importanti per la Sicilia, però a un certo punto bisogna scegliere: vuoi essere candidato alla Camera dei Deputati o vuoi difendere la Sicilia? Vuoi diventare sottosegretario ai beni culturali o vuoi difendere la Sicilia? Queste sono le scelte che si pongono a chiunque oggi voglia fare politica in Sicilia o a chiunque la voleva fare 50 anni fa. E quindi l'assenza di un soggetto politico siciliano ha determinato una mortificazione che andando avanti va diventando sempre più arrogante. Ma guardiamo cosa sta succedendo.
oggi, con questa riforma costituzionale, come ho detto, non voglio entrare nel merito specifico della riforma costituzionale, voglio vederla proprio dal profilo della Sicilia e dello Statuto speciale. Ebbene, gli statuti speciali teoricamente sono conservati, addirittura si dovrebbero modificare in maniera pattizia per adeguarli alla nuova Costituzione, quindi sembrerebbe che non cambi niente. Nella sostanza cambia tutto. Cambia tutto nel senso che rimarrà dello Statuto solo ciò che a noi non conviene, per esempio il fatto che la quasi totalità delle spese pubbliche, i beni culturali, queste cose, andiamolo a dire a Giletti che non sono a carico dell'IRPEF dei milanesi, ma che sono pagate con le tasse dei siciliani. Questa parte dell'autonomia, quella delle spese, è stata tutta attuata, quasi tutta. Tutte le spese pubbliche in Sicilia, tranne la repressione, l'università, la scuola, ma solo gli stipendi, perché gli ERSU sono a carico della regione, e qualche briciola che va agli enti locali, e il resto è tutto alle spalle del contribuente siciliano. Questa autonomia ce la lascia, tutto il resto ce la potranno togliere come? Attraverso 3 strumenti. Il primo è la cosiddetta clausola di supremazia. Che cos'è la clausola di supremazia? Ci hanno provato nella riforma costituzionale del 2005, quindi si vede che è in agenda. Poi un referendum bocciò quel progetto di riforma costituzionale voluto dalla Lega, che oggi vedo anche qualche sostenitore in terra sicula. Quel progetto in cosa consiste? Che ora è diventato legge, se vince il sì diventa legge. Nella Costituzione ci può essere scritto che noi abbiamo competenza nei beni culturali, che l'Agenzia delle Entrate deve essere regionalizzata, ci può essere scritto anche che siamo indipendenti. Se il governo, neanche il Parlamento, con una delibera del Consiglio dei Ministri, stabilisce che l'articolo 36 o 37 o 41, quello che volete voi, dello Statuto speciale siciliano confligge con l'interesse strategico nazionale, questa delibera del Consiglio dei Ministri va in Camera dei Deputati, e sappiamo con l'Italicum che la Camera dei Deputati sarà uno zerbino. Una delibera semplice della Camera dei Deputati, dove un partito che ha preso il 20% avrà il 54% dei seggi, approverà questa cosa e lo Stato si riprende tutte le competenze, ma anche tutte le risorse che ritiene di interesse strategico nazionale. Noi non vogliamo che si facciano trivelle intorno a Pantelleria, se è interesse strategico nazionale non ci possiamo fare niente. Noi, quella legge che fece Mattarella nell'80, così bella, di cui ci ha parlato la direttrice, se lo Stato ritiene che è contrario all'interesse strategico nazionale, in sostanza lo Stato può fare quello che vuole. Questa è la riforma costituzionale. Secondo strumento di svuotamento dello Statuto è la rimozione di tutti i sindaci, di tutti i presidenti della regione con delibera del Consiglio dei Ministri, se questi incappano non in reati, che ci può anche stare, abuso d'ufficio. Il nostro Statuto parlava di un foro speciale che era l'Alta Corte, ma diciamo poi è stato superato, no, li possono rimuovere se si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario. Questa se la venderanno, perché avete visto le regioni come sprecano, i gruppi consigliari, quello che si vestiva da maiale, quello che si rubava 10.000 euro, quello 5.000 euro, poi lo Stato rifonde 32 milioni di deficit dell'Expo di Milano, ma che c'entra? Lì ci sarà l'interesse strategico nazionale, quindi è chiaro che non ha nessuna importanza. Allora, lo Stato come fa a rimuovere un presidente della regione? Lo fa andare in grave dissesto finanziario. L'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe passare alla regione, ma che lo Stato non passerà mai alla regione se noi non facciamo sul serio, decide, come ha fatto dal 2013 in poi, che la regione, cioè i siciliani, neanche la regione, cioè l'IRPEF mia e vostra, deve andare a Roma come contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale per 1,3 miliardi. Togliendo 1,3 miliardi dal bilancio della regione siciliana, il bilancio sballa, va in grave dissesto finanziario, e la colpa non è di chi gli ha chiuso il rubinetto, la colpa è di chi si trova il rubinetto chiuso, e quindi noi lo possiamo destituire. De Magistris, non voglio parlare di Sicilia, è un sindaco che ha avuto i suoi voti, forse vincerà il ballottaggio, non lo so, ha una certa popolarità a Napoli, mi sta antipatico, chiudo i finanziamenti a Napoli, lo faccio andare in grave dissesto finanziario e lo rimuovo. Questa è la riforma costituzionale e questo è lo Statuto. Siccome ho sentito in altre conferenze soggetti politici cosiddetti autonomisti che si dicono tali, che vogliono difendere lo Statuto e che organizzano i comitati per il sì, io dico si può fare tutto nella vita, però bisogna essere coerenti e dire a che cosa si sta andando incontro. Ma c'è un ultimo strumento che svuota completamente lo Statuto e che è l'abolizione, cioè il Senato come costi rimane, la struttura e le retribuzioni eccetera eccetera, lo svuotamento di qualunque funzione vera del Senato. Il Senato diventa
una specie di... cioè, prima c'era un ente inutile che hanno soppresso, che era il CNL, il Comitato Nazionale dell'Economia e dell'Altro. Hanno levato un ente inutile e ne hanno fatto un altro, che è il Senato, che non farà niente, per essere chiari. Allora, il Senato era eletto su base regionale, quindi i siciliani, se si svegliano, possono eleggere oggi, con la vecchia Costituzione, un certo numero di senatori che può mettere in difficoltà un governo nazionale, lo può fare cadere, lo può condizionare per tenere conto degli interessi della Sicilia. Come fecero gli irlandesi prima dell'indipendenza, che mandavano i loro deputati alla Camera dei Comuni, una volta appoggiati dai laburisti, una volta appoggiati i conservatori, a poco divennero indipendenti. Ma lasciamo perdere l'estero. Ora che il Senato è per figura, a parte il fatto che avremo dei deputati regionali o dei consiglieri regionali con l'immunità parlamentare, che ci commuove per quello che può portare alle nostre tasche, questo Senato non potrà votare la fiducia al governo, non potrà votare le leggi finanziarie, quindi il Senato è inutile. I siciliani che vedessero calpestata la loro carta statutaria si possono rifare solo sulla Camera. Ma siccome alla Camera hanno messo uno sbarramento nazionale al 3%, se non sono soddisfatti di mettere una crocetta su quelle 3 liste nazionali in cui non si può fare autonomia, chiaramente, e ne volessero creare una per i fatti loro, affinché questa lista guadagni il 3% su base nazionale, deve prendere il 35% in Sicilia. Quindi ai siciliani con questa riforma è stato tolto il diritto di voto. E se è stato tolto il diritto di voto, figuriamoci lo statuto, che diventa carta straccia. Bene, però, sapete, l'informazione, diciamo, io dico di regime, ha avuto i suoi effetti, perché di fronte a questa evidenza c'è chi la nega, c'è chi la ammette e dice sì, è vero, con questa riforma costituzionale lo statuto è completamente svuotato, ma è una cosa buona, è una cosa buona. Così la finiamo di sprecare soldi. A parte il fatto che è tutto da dimostrare, che la classe politica siciliana, che non voglio difendere, faccia meno scandali al di qua o al di là dello stretto. Questa cosa non l'ho mai capita, ma io mi pongo il problema, effettivamente cittadino, ma lo statuto serve. Al di là di 800 anni di regno di Sicilia, i 3 bracci del Parlamento, la storia di nazione separata, di Stato separato, oggi nel XXI secolo questo statuto ci serve o ci è d'impaccio? Ma lo sono posto questo problema. E vi dico che serve, ma non basta dire che serve, è evidente che serve. Serve per moltissimi motivi, innanzitutto perché noi, attraverso questo statuto, possiamo sempre fermare gli interessi dei comitati d'affari internazionali. Pensate al settore delle energie, pensate al fatto che l'Assemblea regionale fa una legge sull'acqua pubblica e lo Stato vuole l'acqua privata. Tanto per dirne una, quanto può essere potente uno strumento di autonomia, tant'è vero che le grandi elite finanziarie che oggi controllano il mondo occidentale sono tutte sistematicamente contrarie alle autonomie, anzi più il potere è concentrato verso l'alto e più loro possono fare i loro interessi e i loro giochi. Ci conviene dal punto di vista del fisco, perché noi potremmo, con le nostre risorse fiscali che oggi sono depredate dallo Stato e con la potestà tributaria garantita dall'articolo 36, oltre che dare migliori servizi e non fare le nozze coi fichi secchi, come ci ha un po' raccontato la dirigente di questa bella struttura, dirigente funzionario, adesso non saprei, in realtà anche su questo, noi con le nostre risorse, ho fatto un po' di conti, potremmo abbassare l'IVA dal 22 al 10%. Non so se c'è qualcuno che vive di reddito fisso e capisce cosa può significare, ma anche di reddito variabile, dover avere una decurtazione di questo tipo, come aumenterebbe la domanda. Potremmo abbassare le aliquote IRPEF, potremmo dare un reddito di cittadinanza, ma addirittura attraverso il combinato disposto degli articoli 40 e 41, come è stato fatto senza la tutela dello statuto in molte regioni e città europee, ora lo dice il candidato sindaco di Roma, noi potremmo farci anche una moneta complementare con l'articolo 41 dello statuto. Con una moneta complementare siciliana noi favoriremmo la filiera corta, non ci indebiteremmo con gli eurobond, con i Pirandello bond di Cuffaro o cose di questo genere, perché la moneta complementare è emessa a tasso zero, un certificato di credito fiscale buono per pagare le tasse che accetterebbero tutti, io il primo. Una moneta complementare anomala non l'accetterei, ma se mi dicono da commerciante che con questa moneta ci posso pagare l'IVA, io l'accetto subito. Tra l'altro ci sono dei precedenti, ma avendo la potestà fiscale autonoma, la moneta fiscale della regione siciliana potrebbe dare una forza quasi di moneta ufficiale senza violare, attenzione, nemmeno i trattati europei.
Quindi lo statuto ci serve, altro che ci serve, va messo nelle mani giuste, però non è soltanto una questione di convenienza, perché se fosse soltanto una questione di convenienza potremmo dire che è un privilegio, perché la Sicilia sì, la Calabria no. Il problema è che la Sicilia con la sua storia, soprattutto con la storia post-unitaria, ha dimostrato di avere interessi nazionali propri che vanno in conflitto con quelli dell'Italia. E quando questi due interessi vanno in conflitto, in una unione troppo stretta, soccombono. È sempre stato così. Ma non importa mandare dei siciliani a Roma, non serve. Quello che fece chiudere la flotta Florio in Sicilia era Crispi, era un primo ministro siciliano, un presidente del Consiglio siciliano. Scusatemi, non serve avere Alfano, avere Bianco, avere tutta questa nostra casa, avere Mattarella, non so se... Non ci serve, perché alla fine queste persone, espressione di interessi che sono esterni, sacrificheranno sistematicamente la Sicilia. Io ho letto un opuscolo del 42, non voglio dire qual è perché forse è politicamente scorretto, in cui i separatisti, era quella la stagione, si lamentavano che in tutta Italia c'era il doppio binario, in Sicilia c'era il binario unico, nel 1942. E c'è ancora. Ora io dico, sì, noi saremo anche stupidi nell'eleggere le persone che ci rappresentano, però c'è un sistematico rapporto di colonialismo interno che forse avrebbe potuto, non so se sarà in passato o in presente, avrebbe potuto trovare un punto di sintesi con l'unità nazionale solo nella presenza di un rapporto confederale, di fatto qual era quello garantito dallo Statuto. Fuori da quello c'è il colonialismo brutale che la Sicilia ha sperimentato dall'avvento di Garibaldi al 1943, forse anche peggio, con queste riforme costituzionali che ci sono davanti. Quindi il vero insegnamento è che lo Statuto non si dà solo perché siamo una regione insulare o perché ci conviene o perché i tassi così, gli indicatori economici vanno bene. Lo Statuto si dà perché noi siamo una comunità politica, etnica, storica e diciamola sta parolaccia, siamo una nazione per i fatti nostri e quindi se lo siamo come altre nazioni e ce lo dice la storia e ce lo dicono gli interessi, se siamo una nazione per i fatti nostri, se non possiamo avere l'indipendenza perché non ci sono le condizioni, ma almeno ci diano una semi-indipendenza come l'hanno pretesa tutti i paesi che hanno questa identità forte, radicata nella storia e nei propri interessi. Ovviamente, quindi l'autonomia a queste condizioni e soltanto a queste condizioni potrà avere un futuro e mi avvio veramente alle conclusioni. Se lo tutto in mano alla mafia come è avvenuto per 70 anni, che succede? Mi scusi, una osservazione. Allora io potrei. Allora, perché dire che lo statuto e la regione sono in mano alla mafia non è vilipendio e dire che lo Stato italiano è in mano alla mafia è vilipendio? Scusate, dov'è il confine tra la regione e lo Stato? Dove c'è scritto che la mafia è siciliana e non è italiana? Io la rifiuto questa equazione, che la mafia è una cosa siciliana. Tanto per cominciare perché la mafia non esisteva prima del 1860. E secondo perché ormai è negli atti processuali che cosa distingue la mafia da un'associazione che chiede il pizzo? La differenza per me, da storico, è che la mafia è in condotta con lo Stato, è protetta dallo Stato, è uno strumento dello Stato. Quindi io non posso pensare che lo Statuto, addirittura l'indipendenza, farebbero diventare la Sicilia mafiosa. Aldo Moro. Io non posso pensare quelli che mi dicono, perché abbiamo un bispensiero, cioè guardiamo la realtà che c'è e diciamo che se la Sicilia fosse più autonoma e indipendente ci sarebbe quello che c'è ora, anziché pensare quello che non c'è. Faccio un esempio, una persona sul web, su Facebook, mi ha detto: ma lo pensi che se fossimo, indipendenti, noi saremmo un paese satellite degli Stati Uniti? Ho detto, oddio, non ci avevo pensato a un'eventualità. E magari ci metterebbero pure il MUOS. E magari ci sarebbe pure un magistrato ucciso dalla mafia, non sia mai. Cioè, noi scambiamo la mafia che è stata protetta per 150 anni dallo Stato italiano, e sto uscendo un po' dalla tangente, chiedo scusa perché questo non lo volevo dire, ma grazie al nostro amico sono stato costretto a farlo, con quello che siamo noi. Noi accettiamo la narrativa e l'equazione siciliano uguale mafioso che ci viene inculcata sin da piccoli. L'abbiamo non più nel nostro stato cosciente, l'abbiamo nell'inconscio. Ma voi l'avete notato? Fateci caso nei cartoni animati per i bambini che i delinquenti parlano con l'accento siciliano. Ci avete fatto caso a questa cosa? Ebbene, perché noi siamo educati a questo. Noi in tutte le fiction, in tutta l'immondizia televisiva italiana, siamo i delinquenti d'Italia. E quindi noi, abbandonati a noi stessi, saremmo un popolo di minori. Si è arrivato a dire in un libro che
gira nelle scuole con tanto di sentenze della Corte di Cassazione che la violenza mafiosa impronta in Sicilia i rapporti personali. Quindi la qui presente dottoressa sicuramente svolgerà il suo lavoro improntando a logiche di violenza mafiosa. Sicuro, perché se si dice che in Sicilia è così, è che la violenza mafiosa impedisce ogni attività economica. Quindi io mi immagino che dal commercialista al pescivendolo al professore di scuola non si può fare niente in questa terra, perché la mafia è dappertutto. Ma se la mafia è dappertutto non è niente. Io non voglio dire che la mafia non esista, la mafia esiste, è esistita la stida, sono esistite delle terribili realtà, ma se andiamo a grattare queste realtà, come nel napoletano, come in tutte le terre colonizzate, trovano il loro brodo di coltura nel sottosviluppo, nella disoccupazione, nell'ignoranza. I principali tagli che ha fatto lo Stato italiano nella scuola, che ha mantenuto centralizzata, li ha fatti in Sicilia, più ancora che nel Mezzogiorno. Ora voi pensate che la cittadinanza potrà migliorare in questo modo? Io mi ricordo che quando eravamo indipendenti nel 1812 i nostri padri costituenti scrissero a chiare lettere che tutti i sindaci e tutti i parroci dovevano leggere una volta l'anno in piazza la Costituzione del Regno di Sicilia del 1812. Avevano il concetto dell'educazione civica, quella che lo Stato ci ha negato in questi 70 anni senza andare indietro. Quindi l'autonomia ha un futuro, volendo essere prudente parlando di autonomia, ma a quali condizioni? E a mio avviso a 3 condizioni, ma questo è un mio parere. La prima è che l'autonomia ha un senso se è sentinella dell'indipendenza. Scusatemi se lo dico, sono chiamato a dire il mio parere e io non ho tabù culturali che non mi appartengono. Cioè tutti i paesi dove c'è l'autonomia e funziona, dalla Corsica alla Scozia, funziona perché c'è un partito indipendente, perché è il compromesso rispetto all'aspirazione dell'indipendenza. Se io già parto col compromesso, il compromesso del compromesso diventa una porcheria che non serve a nessuno. Seconda condizione è che la classe politica che ha militato, che è stata selezionata nei partiti nazionali, funzionale a un disegno spartitorio delle risorse pubbliche a beneficio di comitati d'affari locali e, diciamo così, esterni, va mandata via. Va mandata via, perché io non oso pensare che questa autonomia possa essere gestita positivamente dalle stesse persone che l'hanno affondata. È un po' come quando c'è la crisi in Europa, su un altro piano, le stesse persone che ci hanno portato dentro l'euro e dentro la crisi ora ci vogliono condurre fuori. No, per favore, prima ve ne andate a casa e poi vediamo con un'altra classe politica se siamo in grado di costruire una cosa moderna. E la terza condizione è che anche senza arrivare all'indipendentismo si stacchino le cinghie di trasmissione dei partiti e dei sindacati italiani. L'unica possibilità che la Sicilia ha di fare sentire la propria voce è che non avere un segretario a Roma di nessun tipo, che non sia un'accademia culturale, per carità. Dal punto di vista culturale non voglio interrompere i rapporti con l'Italia, ma dal punto di vista politico nessuno deve dare più ordini, nessuno deve fare più carriere in Sicilia soltanto se sta bene a una persona che sta a Roma. E per questo, diciamo, è importante portare una battaglia che sia su 2 piani, culturale e politica. Culturale perché il popolo siciliano è stato educato in un certo senso a disprezzare se stesso, a non amare queste bellezze che abbiamo intorno e che, guarda caso, periodo greco, periodo normanno, sono soltanto dei periodi in cui la Sicilia era uno Stato indipendente. E dal punto di vista politico, tradurre nella parte della società siciliana che ha superato questo complesso di inferiorità nel quale siamo stati educati, superare questo complesso di inferiorità e tradurlo in un'azione politica, in una rappresentanza politica, perché finché noi non ci vorremmo occupare della politica, la politica si occuperà di noi e se ne occuperà come se ne è occupata fino ad oggi. Grazie.